Novas, settimanale di informazione della regione autonoma della Sardegna. IRPEF e IRAP, la giunta congela gli aumenti per il 2016, ora la parola passa al Consiglio. Sardegna e Corsica, macro regione d'Europa, dopo la visita di Simeoni prende corpo il patto tra le isole. Concluso il Sardinian Job Day, 10.000 presenze, 2.500 colloqui effettuati, Piglieru, ho visto fiducia ed energia. Operazione Life Grifone, una task force per salvaguardare la specie nella Sardegna nord-occidentale. La Giunta cancella l'aumento di IRPEF e IRAP per i sardi. Sarà ora il Consiglio regionale, in sede di votazione della finanziaria, a decidere se accogliere la proposta e lasciare dunque invariate per il 2016 le aliquote per cittadini e imprese. Abbiamo trovato la strada che cercavamo per evitare il rincaro di IRPEF e IRAP e l'abbiamo immediatamente percorsa, dice il Presidente della Regione Francesco Pigliaru. Proporre l'aumento delle aliquote ci è costato molto come Giunta e a me personalmente, ma la grave situazione del debito in sanità andava affrontata seriamente e non più rinviata, soprattutto per tutelare il futuro dei nostri giovani ai quali vogliamo consegnare una regione con i conti in ordine. Sono molto soddisfatto di poter garantire oggi che, se il Consiglio lo vorrà, IRPEF e IRAP resteranno invariate per i sardi, dice l'assessore della programmazione e del bilancio Raffaele Paci. Abbiamo più volte detto che non ci faceva piacere dover ritoccare le aliquote, ma i conti andavano messi in sicurezza a dicembre scorso. A quel punto abbiamo potuto lavorare a cercare una soluzione e l'abbiamo trovata, e voglio ripetere con estrema chiarezza che non era in alcun modo possibile riuscire a farlo prima dell'approvazione in giunta del preconsuntivo 2015 la scorsa settimana, preconsuntivo che ha accertato un maggiore avanzo di amministrazione. A nessuno fa piacere aumentare le tasse, non fa piacere alla giunta, non fa piacere alla nostra coalizione, ma non fa piacere in generale a nessuno. Abbiamo lavorato in queste settimane in stretto contatto con la Commissione Bilancio, in particolare con l'onorevole Sabatini, Presidente della Commissione, e siamo riusciti a trovare questa soluzione che ovviamente rende contenti tutti quanti e in particolare rende contenti le imprese e i cittadini. E ora la Giunta è già fortemente impegnata a evitare l'incremento delle aliquote anche per il prossimo anno e per il 2018, ipotesi possibile e realizzabile se il piano di rientro della spesa sanitaria porterà ai risparmi ipotizzati, se il ciclo economico continuerà a essere positivo e se entrambi questi risultati saranno accompagnati da una mirata ed efficace spending review della spesa pubblica. Allo stesso tempo il governo regionale è impegnato in un serrato confronto con quello nazionale per ottenere la riduzione degli accantonamenti fiscali e per l'uso vincolato delle riserve erariali. Essere un'isola ha degli svantaggi, ma anche grandi opportunità. Sardegna e Corsica partono da questa interpretazione dell'insularità per iniziare il percorso verso l'idea di una macroregione con un ruolo importante in Europa in quanto ponte fra il sud e il nord del Mediterraneo. Abbiamo parlato naturalmente delle bocche di Bonifacio, della grandissima area di interesse internazionale che dobbiamo gestire insieme meglio di quanto è stato fatto nel passato e guardare al fatto che noi dobbiamo presentarci nel mercato internazionale anche più uniti, essere più visibili. Sardegna e Corsica insieme possono essere una cosa davvero molto interessante. Oggi sono troppo separate, ma in realtà sono una macro regione naturale per tanti temi. Il patto tra le isole, avviato con l'incontro del 12 febbraio a Cagliari, potrebbe estendersi anche alle Baleari, con l'ambizione di creare un asse socio-economico e culturale a favore dello sviluppo mediterraneo, forte anche di altre interlocuzioni già avviate, come ad esempio quella fra Sardegna e Tunisia. La visita di Gilles Simeoni in Sardegna, su invito del presidente Pigliaru venerdì scorso, ha rappresentato un passaggio storico. Sono temi fondamentali per le popolazioni, per il popolo corso e il popolo sardo. Penso per esempio alla questione dei trasporti aerei e marittimi, penso alla fiscalità di compenso, al sostegno agli imprenditori, alla difesa dell'ambiente, tutte le tematiche comuni alle due isole gemelle. I due presidenti, accompagnati ciascuno da una delegazione di assessori, nell'incontro di Villa Devoto hanno messo nero su bianco l'elenco dei temi comuni e fissato le prossime tappe, nel mese di marzo in Corsica e poi alle Baleari, ai primi di maggio. Primo nodo, quello dei trasporti. Non solo confrontare le reciproche esperienze di continuità territoriale con i rispettivi stati, ma mettere le basi per creare un ponte fra le due isole.
Poi la gestione delle risorse idriche, l'energia, lo scambio di competenze sul fronte dell'agroalimentare e in generale delle imprese, con una particolare attenzione al settore turistico per la destagionalizzazione e lo sviluppo sostenibile. Successo per la terza edizione del Sardinian Job Day che si è svolto venerdì e sabato scorsi a Cagliari. La manifestazione organizzata dalla Regione, dedicata questa volta al turismo e alle sue professioni, settore trainante per la Sardegna, ha fatto il pieno di partecipazione con quasi 10.000 presenze complessive e con moltissime ragazze e ragazzi che fin dalle prime ore del mattino di ciascuna delle due giornate si sono ordinatamente messi in fila per registrarsi alle attività in programma. 2 giornate dedicate al lavoro, all'orientamento, arricchite da alcuni momenti di confronto e approfondimento. Venerdì mattina, al primo convegno del Job Day, dedicato al rapporto tra lavoro e turismo, ha partecipato insieme agli assessori del lavoro e del turismo, Virginia Mura e Francesco Morandi, al presidente della seconda commissione del Consiglio regionale Gavino Manca e al numero 1 dell'ANPAL Maurizio Del Conte, anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti. È anche da occasioni come questa che si può dare una mano ai ragazzi a trovare un lavoro. Iniziative come questa devono essere sempre più iniziative che aiutano i ragazzi a trovare un lavoro, che aiutano le persone a collocarsi e a avere una possibilità per poter guardare in maniera diversa al futuro. Sabato mattina invece, in un confronto sul Jobs Act e sui suoi effetti sul mercato del lavoro, a confrontarsi col presidente Pigliaru era presente il sottosegretario al lavoro Luigi Bobba. Credo che sia una bella iniziativa e di queste iniziative vanno diffuse in tutta la regione perché ha 2 caratteristiche positive. La prima è quella di offrire un servizio concreto, non diciamo solo delle chiacchiere, un servizio concreto in cui i giovani possono incontrare delle aziende, verificare se il loro curriculum, le loro capacità interessano effettivamente a qualcuno. E il secondo, questo clima di fiducia, di investimento sul futuro che si respira, che è altrettanto fondamentale. Infine una conferma. Il Job Day si è rivelato anche in questa terza edizione un format accattivante anche nella formula, che propone in un unico spazio tantissimi corsi e seminari di orientamento, oltre agli stand di istituzioni, aziende e organizzazioni e oltre agli attesissimi colloqui di selezione, più di 2.500 nei 2 giorni, in base agli annunci delle aziende e alle candidature presentate nelle settimane precedenti alla manifestazione sul sito sardiniajobday.it. Siamo nelle campagne della Sardegna nord-occidentale, un territorio vasto che da Bosa attraversa le foreste di Monte Minerva e arriva fino al Parco Naturale di Porto Conte. Qui vive una sparuta popolazione del grifone sardo, la specie Gyps fulvus, da molti anni minacciata di estinzione. Ora una task force guidata dall'Università di Sassari, la Regione, tramite Ente Foresta e Corpo Forestale, il Comune di Bosa, sta cercando di intervenire per mettere in sicurezza la presenza dell'avvoltoio con l'inserimento in natura di un congruo numero di esemplari. È un'operazione complessa che richiede azioni mirate sul territorio. Oltre all'inserimento in natura di nuovi esemplari sarà attivato un nucleo antiveleno coordinato dal Corpo Forestale. Il progetto prevede anche a Porto Conte la collocazione di alcuni carnai in punti strategici dove i grifoni possono alimentarsi in sicurezza. L'attenzione dell'amministrazione regionale non ha mai abbassato la guardia sul fronte della protezione dei grifoni, simbolo stesso della cultura contadina nei territori di Bosa e la costa nord-occidentale. Da Montresta a Montiferru il gigantesco volatile ha stabilito il suo habitat. Alla fine degli anni '80, come testimoniano le belle immagini girate a Pavarile, si svolse un'azione analoga. Grazie alla cooperazione tra Regione e l'IPU, l'associazione ambientalistica guidata dall'ornitologo Elmar Schenk, precursore di tante campagne di valorizzazione del patrimonio faunistico e naturale dell'isola, il grifone ormai quasi estinto tornò a volteggiare tra i crinali rocciosi della costa di Bosa. Nel filmato Bentornato Grifone, pubblicato su Sardegna Digital Library, sono documentate tutte le fasi del ripopolamento durate quasi 2 anni. Il giorno conclusivo dell'operazione Grifone, tra l'entusiasmo generale, si vede tra gli altri il giornalista Mario Pastore, presidente nazionale della LIPU, che non voglia rinunciare all'emozione di aprire la cassa e liberare i preziosi volatili in natura. Ora l'operazione LIFE raccoglie il testimone di quella campagna di quasi 30 anni fa, nel segno della continuità e anche nel ricordo di chi come Elmar Schenk segnò una strada di civiltà nel rispetto delle preziose rarità naturalistiche esistenti nell'isola.